Grandi navi. La soluzione per il Vittorio Emanuele sembra ormai sempre più vicina. L'ha confermato il ministro Franceschini venerdì a Venezia per l'inaugurazione del padiglione Italia alla Biennale d'Arte. Come ho detto, stiamo lavorando per trovare una soluzione condivisa. Il ministro Del Rio sta completando una parte istruttoria e io non dico mai gatto finché non è nel sacco, però spero che ci siano le condizioni in un tempo molto breve per trovare una soluzione che risolva il problema, che risolva anche i temi che ci ha posto l'UNESCO, insomma contiamo di trovare una soluzione soddisfacente in presto. Fa eco al ministro il sindaco Brugnaro. La città comincia a vedere la fine di un tunnel, una soluzione che ho detto da Presidente di Confindustria 10 anni fa, non è che sia una novità di oggi, solo che fare le cose in Italia ci vuole del tempo. Intanto facciamo questa e poi andiamo a capire perché e come abbreviare i tempi delle decisioni, perché nei tempi lunghi ci sta costi che aumentano e anche soluzioni che non sono più magari neanche attualizzate, no? Se io prendo una decisione oggi di andare al mare ci devo andare oggi che è una bella giornata, se ci vado domani che piove già la stessa soluzione diventa sbagliata. L'incontro tra Brugnaro e Franceschini, che insieme hanno visitato anche il padiglione Venezia dedicato al lusso, è stata anche l'occasione per ribadire il no al numero chiuso e ai ticket nelle piazze, opinione condivisa da entrambi. Piazza San Marco è un sito preso letteralmente d'assalto, ha detto il ministro, ma bloccare di fatto gli accessi pare fuori discussione. In compenso c'è l'apertura a un sistema di regolazione degli ingressi.